La polizia ha arrestato nelle campagne di Gioia Tauro Carmelo Stanganelli, 42 anni, sul quale pendeva un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per traffico internazionale di droga. Stanganelli era ricercato dalla polizia francese dall'aprile del 2009 perché coinvolto, secondo l'accusa, in un traffico di droga tra la Francia, dove in passato il latitante aveva trascorso lunghi periodi, la Spagna e l'Italia. Conferenza stampa del presidente della regione Scopelliti e dell'assessore alla cultura Caligiuri stamattina sui finanziamenti del governo per le università e i centri di ricerca in Calabria. Si tratta di 12 progetti per circa 130 milioni di euro, pari ad oltre il 20% di tutte le assegnazioni. Le somme per il sistema della ricerca e dell'innovazione sono state indirizzate dal Ministero nelle ultime fasi del governo Berlusconi verso le università e i centri di ricerca in Calabria, con l'approvazione del programma operativo nazionale. La provincia di Crotone e i comuni del territorio hanno firmato stamattina i protocolli d'intesa per la costituzione dei partenariati di progetto riguardanti le proposte PISL. I fondi europei per il crotonese ammontano a 41 milioni di euro, 3 sono stati materialmente i protocolli sottoscritti. PISL, sistema turistico locale tra natura, cultura ed enogastronomia, percorsi produttivi, nuove opportunità per nuove PMI, qualità della vita, integrando saperi e servizi per una comunità migliore. Nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, oggi nella caserma Pepe Bettoia, sede del Comando Militare Esercito Calabria, si è svolta una conferenza ed una mostra sul tema La Grande Guerra narrata nelle medaglie militari, a cura dei professori Nando Castagna e Mario Saccà dell'Associazione Culturale Calabria in Armi di Catanzaro. La mostra sarà aperta al pubblico fino a giovedì 1 dicembre 2011 dalle 9 alle 12.